Benvenuti nella stanza degli ori e degli sbruffi. Questa è la stanza che ha la funzione di comporre, di creare questa piastra a foglia d'oro. Tutto nasce da dei processi che si devono fare in questa fornace, che porta come primo processo la soffiatura, la creazione di una bolla di aria e di vetro che ci permette poi di ricavare un piccolo vetrino di protezione che adesso andrò a farvi vedere. Viene tagliato, inciso a mano ed è la prima protezione per l'applicazione della foglia d'oro. Nell'uso del mosaico nei tempi bizantini, il mosaico a foglia d'oro veniva usato perché, essendo protetto in un sandwich di vetro, questo portava a considerare il mosaico d'oro eterno. È interessante sapere che la produzione della foglia d'oro a Venezia nella storia è sempre stata una caratteristica veneziana. Oggi porta ad avere ancora l'ultimo battitore di foglia d'oro, Mario Berta Battiloro, che batte ancora a mano le foglie d'oro ad uso, per noi ad uso mosaico. Nel pannello che qui abbiamo esposto è molto interessante vedere che la storia dice che da 1 grammo, da quel piccolo puntino di oro, trafilandolo e battendolo per ore a mano, si ricavano 49 foglie che hanno la stessa grammatura, quindi da 1 grammo a 1 grammo. Quindi lo spessore fino di queste foglie porta poi ad essere attaccato al vetrino. Una volta che si è creato questo primo passaggio, poi si va in fornace gli si crea, con un vetro blu, si crea il sandwich e viene pressata questa piastra d'oro. Successivamente noi dobbiamo creare mosaico, quindi dobbiamo renderlo tessera. Per rendere la tessera di mosaico viene sempre fatto a mano come nei tempi bizantini, con delle incisioni e delle spaccature per andare ad ottenere una tessera 2x2 tagliata a mano, come potete vedere in questa postazione. La Manuela sta incidendo e poi spaccherà la piastra per ottenere queste tessere di spessore 2x2 cm, dimensione 2x2 cm. Allora, una delle unicità della fornace Orsoni è di produrre il mosaico a foglia d'oro in gamma, lo chiamiamo noi. Quindi in questo caso vengono usate diverse carati di foglie d'oro, si parte da un basso carato 3-5 carati per arrivare in sfumatura fino al 24 carati. Quando si vanno a formare gli ori ramini, allora si va in colorazione dello sbruffo, che permette, sempre avendo una foglia d'oro 24 carati, di assumere altre colorazioni. Orsoni oggi fa più di 20 passi di ori diversi in carato. Primo passo per la creazione della piastra d'oro, noi dobbiamo andare a soffiare un vetro che chiamiamo sbruffo, ed è l'unico processo che ci accomuna un po' anche alla soffiature del vetro artistico di Murano. Quindi noi creiamo queste bolle di vetro colorate che dopo vengono ritagliate a mano per creare un vetrino di dimensioni, diciamo, quadrate, a cui poi verrà applicata la foglia d'oro e la creazione del sandwich con il vetro blu di base. Come vedete ci sono vetrini trasparenti, vetrini colorati, che ci permettono poi di interagire con la foglia d'oro e fare diventare questa una cosa unica, un oro che assume le sembianze arancioni, rosse, gialle e verdi, oppure avere un oro in foglia gialla.